Un inizio complicato davanti tempo e strada per rialzare la testa e risalire la classifica. Camminano di pari passo Folgatore e Casteldaccia dopo 5 giornate del girone A di eccellenza siciliana. Amici di Sportisili, benvenuti a Folgatore, buon pomeriggio da parte di Niccolò Ciluffo. Questo è Folgatore contro Casteldaccia, le due formazioni. Michele Marino, allenatore del Folgatore, schiera un 4-3-1-2, in porta va Guido Mistretta, difesa a 4 formata da Barbara, Di Discordia, Di Maggio e Genna. Il play è Marco Campanella, classe 2001, le due mezze ali sono Danilo Daguanno e Giuseppe Adamo, poi Antonino Todaro, il 10 alle spalle di Razak e Spana. A disposizione di Marino vanno Giliberti, Cirrone, Amato, Maltese, Stabile, Mannina, Candela e Giacalone. Risponde il Casteldaccia di Marco Mineo, oggi squalificato, 4-4-2. In porta Antonino Cascione, linea di difesa formata da destra verso sinistra da Ficarra, Bisogno, Spampinato e Abate. La linea di centrocampisti è composta invece da Cardinale a destra, Messina a sinistra. I due play sono Presti, Filippo e Menni, e poi lì davanti Sferruzza e Velardi. In panchina a disposizione di oggi Palmeri, di fatto collaboratore di Marco Mineo, Panagnello, Alfano, Armanio, Fuschi, Gambino, Marra, Monti, Presti, Giacomo e Scarpinato. Dirige l'incontro Rosario Pavano della sezione di Enna, coadiuvato dai due assistenti Francesco Camarda, sezione di Trapani, e Vincenzo D'Alberti, sezione di Marsala. Ultimi check da parte del direttore di gara.
primo giro al pallone verrà dato dal Fulgatore. Fischietto in bocca. Si va, è iniziata. Fulgatore contro Casteldaccia. La quinta giornata d'eccellenza. Un cambio last minute nella formazione del Fulgatore. Doveva esserci il classe 2004 Ivan D'Amico nel ruolo di mezzala, febbre per lui, e quindi titolare Giuseppe Adamo. Calcio di punizione per il Casteldaccia. Prova a costruire qui la formazione granata. Viene fermato Cardinale, messa con le mani in posizione avanzata per il Casteldaccia. Mistretta chiama i suoi compagni, occhio a quelli fuori l'area. Cardinale prova ad accentrarsi, libera il destro, Mistretta blocca centrale, fa ripartire subito i suoi. Occhio qui alla pressione alta da parte di Claudio Velardi. Il rimpallo favorisce Mistretta. Va al rinvio estremo difensore del Fulgatore. Prova a correre Spano. Cascione sbaglia la dose del passaggio, rimane in avanti il Fulgatore. Quinta giornata di eccellenza che si è aperta nel pomeriggio di ieri con la vittoria del Pro Favara sul campo dell'Athletic Club Palermo 2-3. Il punteggio finale, poi lo 0-0 fra Castellammare e Unitas Sciacca. Sciacca che ha cambiato allenatore dopo l'esonero di Lillo Bonfatto, ufficiale arrivo di Davide Boncore. Cascione va a rilancio. Razak. In contemporanea a Fulgatore Casteldaccia, Don Carlo Misilmeri contro Mazzara 46, Folgore Castelvetrano contro Oratorio San Ciro e Giorgio. Mazzara Accademia Trapani, Missa Geraci in diretta anche sul canale YouTube di Sportisidi, la telecronaca di Salvo Geraci, poi Super Giovane Castelbuono contro Aspra. Il palleggio dei bianco-blu viene steso. Giuseppe Adamo, calcio di punizione. Mette fuori Bisogno. Primi minuti di studio tra le due formazioni, entrambe appaiate a quota 3 rispettivamente al 13° e al 14° posto in classifica. C'è bisogno di punti e prova da fuori a rendersi pericoloso Alessio Genna, il terzino del Fulgatore. Pallone che va ben oltre rispetto alla porta di Cascione. Finisce giù Cardinale, non c'è fallo, secondo Rosario Pavano della sezione di Enna.
Commesso fallo Razak. Punizione Casteldaccia già battuta. Ficarra viene in contro Messina, recupera però il pallone il Fulgatore. Presti Filippo va da Cardinale, poi Messina viene fermato dal capitano del Fulgatore. Cardinale forse di troppo qui da parte del 10. C'è parecchio vento a Fulgatore quest'oggi. Ficarra con le mani. Attenzione a Cardinale che entra dentro l'aria, finisce giù, non c'è contatto. Secondo l'arbitro al sesto di gioco. Si rende pericolosissimo il Casteldaccia con Cardinale che era stato bravo con un tocco a saltare il suo diretto avversario, poi è finito giù. Non c'è calcio di rigore. Ficarra sul secondo palo, un po' troppo lungo il pallone per Velardi che finisce giù. Anche qui l'arbitro lascia giocare. È uscito il pallone, rimessa a Casteldaccia. Cardinale, stavolta sì, arriva il fischio dell'arbitro e dunque occasione per il Casteldaccia. Proprio Cardinale sul pallone dà invece indicazioni ai suoi compagni. Andrea Menia, centrocampista, classe 1996, il capitano del Casteldaccia. Menia che è il calciatore con più presenze nella storia della società granata. Fischia l'arbitro, va Cardinale con il destro, mette fuori Razak. Poi il pallone si impenna dopo il sinistro di Velardi. Ha esperienza. Mistretta lo aspetta lì, sicuro di sé, fa rifiatare i suoi. Ha preso un po' di campo il Casteldaccia quando entriamo quasi nel 9° minuto di partita. Non è perfetto il rinvio di Mistretta. Di Maggio finisce giù Velardi nei pressi del cerchio di centrocampo. Allora altro fischio da parte del direttore di gara, prova a battere veloce Menia, non è regolare però il suo tentativo, si deve ribattere. Presti Filippo, Bisogno apre a sinistra, viene in contro Cristian Messina che poi va dall'altro esterno, ovvero Cardinale. Commette fallo qui il 10. Bravo il difensore del Fulgatore a mettersi davanti con il corpo. Razak prova la spizzata. Ficarra, Messina. Primo cartellino giallo della partita al 10° minuto di gioco per Alex Di Maggio, il capitano.
del Fulgatore. C'è sempre Cardinale sul pallone. 2 in barriera per Guido Mistretta. Occhio che c'è anche Francesco Ficarra che di fatto è tutto solo sulla corsia di destra. Vediamo se Cardinale metterà al centro o servirà il compagno più vicino. Fischia l'arbitro, va Cardinale, direzione secondo palo. Mistretta in 2 tempi, la fa sua. E qui un cartellino giallo da non sottovalutare per Alex Di Maggio. Dal 10° minuto di partita in poi sarà costretto a fare un po' più di attenzioni nei contrasti. Mistretta. Daguanno perde un brutto pallone e occhio a Cardinale che va da Messina. Si trovano i 2, ancora Cardinale, aveva imbucato per Giovanni Sferruzza, ma l'arbitro ha interrotto l'azione offensiva del Casteldaccia per un fallo in attacco. Qualche dubbio qui su questa decisione arbitrale, sta di fatto che si riparte con il possesso palla in favore del Fulgatore. Campanella, il lancio a cercare Davide Spano. Cascione, Ficarra, Messina. Con le mani il numero 2. Prova a farsi vedere Sferruzza. Movimento anche da parte di Messina. Ficarra sceglie Velardi, poi il 10 si gira e va. Razak in profondità, prova ad andare via, viene atterrato da Spampinato e si becca il primo cartellino giallo per il Casteldaccia di questa partita. Entrambi i numeri 5 di fatto ammoniti. C'è Marco Campanella sul punto di battuta, 2 in barriera per Cascione. Si tratta di Messina e Cardinale. Va Campanella sul primo palo, allontana in qualche modo la difesa del Casteldaccia e dunque primo calcio d'angolo per il Fulgatore in questa partita. Ci sono Todaro e Daguanno nei pressi della bandierina. Va il 10 sul secondo palo, lo stacco di testa da parte di Maggio, pardon, che occasione per il Fulgatore al 15° minuto di partita. La prima palla gol importante per la squadra di Michele Marino. Potremmo dire anche di tutta la partita, visto che l'unica chance per il Casteldaccia è stata fermata per un fallo in attacco. Dal basso con calma il Casteldaccia. Cardinale lascia scorrere il pallone per Sferruzza che conquista, messa con le mani. Gioco fermo però
si è accasciato di discordia, problema che stringe l'arbitro a interrompere il gioco. Giocatore che nello scorso campionato di promozione ha chiuso al secondo posto, alle spalle della Folgore, poi ai playoff l'eliminazione in semifinale contro l'SD Città di San Vitolo Capo. Dopo 46 anni di storia, il ripescaggio in eccellenza, traguardo storico appunto raggiunto grazie ad una dirigenza che nel corso degli anni ha saputo rinnovarsi, ma mantenendo sempre l'obiettivo comune di fare dello sport motivo di aggregazione a Fulgatore. Si è ripresa a giocare, ci sono però altri due calciatori a terra. Uno è Andrea Mennia del Casteldaccia, che si rialza grazie all'ausilio di Velardi. Velardi, classe 2000, reduce dalla nata strabiliante con il Geraci, dove ha ottenuto la promozione appunto in eccellenza, ben 18 gol per l'attaccante che oggi guida il reparto di avanzato del Casteldaccia in compagnia di Giovanni Sferruzza. Commesso fallo proprio Velardi, quindi calcio di punizione per il Fulgatore che prova sulla destra ad inserirsi dentro l'area di rigore con Giuseppe Adamo, che però non è riuscito a mettere in mezzo questo pallone e gioco ancora una volta fermo. C'è a terra Mattia Spampinato, ammonito qualche minuto fa. Razak, Cardinale, mette fuori Mennia, c'è Giovanni Sferruzza in prossimità, è un po' lungo il suggerimento per Todaro, poi c'è un corridoio, viene premiato Davide Spano, prima di lui però in copertura Mattia Spampinato. Diciottesimo in corso, sempre 0-0 tra Fulgatore e Casteldaccia. Non riesce a sfruttare questa rimessa con le mani la formazione di casa e quindi Cascioni con il sinistro, scucchiaia per Cardinale. Una finta di troppo forse da parte del 10 che poi riesce comunque a servire il proprio compagno di squadra. Porta palla Mennia, Cardinale si accentra, riesce a tenere ancora il controllo del pallone, poi il destro da parte di Claudio Velardi. Occasione per il Casteldaccia con la conclusione del numero 11 al 19esimo minuto. Razak, 1-2 per l'attaccante che prova a prendere il tempo di discordia, mette in mezzo Razak, arriva Todaro, riesce ad allontanare la difesa del Casteldaccia, si è aperta un po' la partita, c'è qualche spazio in più, entrambe le squadre stanno provando a rendersi pericolose. Barbara fermato dall'altro numero 2 della partita, ovvero Ficarra, poi prova anche ad andarsene, viene fermato irregolarmente, calcio di punizione per il Casteldaccia.
si deve ripetere, ha battuto troppo avanti Mattia Spampinato. Va il 5, cerca Velardi, Messina contro Genna, alla meglio Lotto che però commette fallo, punizione per la squadra di Michele Marino. Campanella, Barbara con il destro a cercare la corsa di Genna. Troppo lungo il pallone. Di fatto c'è Alessio Genna che sta facendo la mezzala, mentre Giuseppe Adamo, il terzino destro, chiaramente con la febbre di Ivan D'Amico, è stato costretto a cambiare qualcosa anche da un punto di vista tattico, o meglio tecnico, Michele Marino, e quindi va a fare la mezzala il numero 3, Alessio Genna, mentre il terzino, l'under, Giuseppe Adamo. Ficarra, Messina sbaglia l'aggancio. Qui va sottolineato come Cardinale, anche se si è posizionato di fatto da esterno di sinistra di centrocampo, vada spesso a giocare sotto punta. Va dove c'è il pallone, il 10 del Casteldaccia, che viene servito alla meglio però su di lui Campanella, poi Megna in 2 tocchi riesce a servire Cardinale, un tocco con il braccio fischiato dall'arbitro. Ficarra, Messina con un tocco prova ad andare via a Barbara, cadono entrambi e calcio d'angolo per il Casteldaccia. Qualche protesta da parte di Alessio Barbara. Indovinate chi va a battere? Sempre il numero 10, Salvatore Cardinale. C'è Megna dentro l'area, i 2 attaccanti, anche Messina che va un po' a disturbare l'estremo difensore avversario, sbaglia però completamente il traversone Cardinale. Corsa lunghissima per Mistretta che cerca Razak, la spizzata dall'attaccante numero 9, poi Genna, abbatte Cardinale, un po' corto il suo passaggio, sempre il numero 10 che alza lo sguardo, va da Messina, sbaglia però il suggerimento Messina, e quindi attenzione alla possibilità di contropiede per il Folgatore con Razak, che però si fa strappare il pallone da Mattia Spampinato, che poi ancora lo porta nella metacampo avversaria. Non si intendono qui Velardi e Sferruzza, aveva provato a far scivolare il pallone il numero 11, non ha capito però le intenzioni del compagno, l'altro attaccante a disposizione di Martineo, ricordiamo oggi è squalificato anche il suo vice, e quindi di fatto nel ruolo di allenatore quest'oggi c'è Vincenzo Palmeri. Il dirigente accompagnatore. Todaro,
per Razak, allontana non benissimo però la difesa del Casteldaccia, si impenna il pallone, Genna, Barbara, è pressato, occhio al pressing di Claudio Velardi che fa una bellissima cosa e poi sbaglia completamente il passaggio, che peccato, si era inserito Giovanni Sferruzza, ha provato a pescarlo l'11 senza però provare sorte. Sferruzza, Razak, bravo Cascione in uscita, Sferruzza, Cardinale, pallone raccolto da Velardi che ci prova da lontanissimo, Mistretta, minuto 26, squillo del Casteldaccia. Maglietta devi guardare, arbitro! La maglietta! Qualche polemica tra Genna e Messina va a richiamare la calma il direttore di gara Alessio Barbara. Viene cercato Razak che con il suo fisico sa come rendersi pericoloso, finisce giù spampinato, fallo in attacco commesso dal 9. Siamo dall'altra parte, Ficarra con il destro, allontana Di Maggio, Abate si accontenta della rimessa con le mani. Cardinale ce l'ha sul destro, poi sul sinistro, prova ad imbucare sempre con il piede preferito. È brava la difesa del Fulgatore a fare da muro rispetto a Mistretta. Barbara finisce giù, il numero 2 spinto da Cristian Messina. Qualche protesta per l'intervento da parte del numero 8, richiamo verbale da parte dell'arbitro, poi Messina si va a scusare con Barbara ma non c'è tempo per le riflessioni perché Genna porta il pallone nei pressi dell'area di rigore del Casteldaccia. Calcio d'angolo per la squadra di Marino. Ficarra in scivolata ha fermato Genna che stava correndo un po' veloce di tutti. C'è Todaro, tutti sul secondo palo, quelli del Fulgatore, è uno schema. Va Todaro direttamente dalle parti di Cascione che ci mette i pugni e di fatto fa un assist per Cardinale che in velocità prova ad andarsene, viene contenuto da Adamo, ancora Cardinale, passa in qualche modo, occasione per il Casteldaccia, Cardinale ne porta a spasso un paio, entra in area e finisce giù, troppo poco per concedere un calcio di rigore, quindi squadra un po' lunga adesso, si ferma Giuseppe Adamo che tra l'altro sembra aver stoppato il pallone con un braccio, problema fisico per lui, ha messo poi fuori la sfera Andrea Megna, lui che non doveva partire dal primo minuto, la febbre di Ivan D'Amico ha costretto il tecnico Marino a questo cambio. La sensazione che quando si accenda Cardinale sia bravo a creare pericoli. Poi è finito giù il numero 10 nell'area di rigore avversaria, nulla di fatto, quindi si riparte. È rientrato in campo anche Giuseppe Adamo che proprio nel precedente allungo contro Cardinale ha sentito un piccolo acciacco fisico, comunque è rientrato sul terreno di gioco. Todaro la fa passare,
Spano, Razak con il destro, Cardinale sta proprio giocando da trequartista, il numero 10 Messina, sovrapposizione di Ficarra, il numero 8, bella qui l'apertura con il mancino, Menia rientra sul destro, scarica per Cardinale, è chiuso, non ha luce e quindi anche lui è costretto ad appoggiarsi a Prestifilippo, che poi prova a calciare verso lo specchio di Mistretta, che in due tempi blocca il pallone. Trentunesimo 0-0 tra Fulgatore e Casteldaccia, sbaglia il rilancio Mistretta. Pressione di Spano, Spampinato apre, Ficarra, c'è Messina vicino a lui, va proprio dal numero 8, bravissimo però Barbara a mettersi davanti con il corpo e farsi fare fallo. Il terzino classe 2001 cresciuto nelle fila del Trapani ai tempi di mister Vincenzo Italiano, 2 presenze anche in Coppa Italia quando l'attuale allenatore della Fiorentina era sulla panchina del Trapani. In particolare 57 minuti disputati contro il Siracusa, ammonito nel frattempo l'altro numero 2, ovvero Ficarra, per un fallo su Razak. Terzo ammonito della partita Ficarra, il secondo per il Casteldaccia dopo Spampinato, quindi 2 difensori su 4 ammoniti nel Casteldaccia. Va a Campanella, è bellissimo il traversone per un soffio, non arriva Ales Di Maggio. Bisogno, va lungo, dove c'è Sferruzza, lo ferma Campanella. Fallo in attacco, fischiato dal direttore di gara. Spampinato, pressing di Todaro, molto bravo il 5 in uscita. Prestifilippo apre, Cardinale servito tra le linee, la fa scorrere il 10 da Menia, si ripropone poi ancora Cardinale, l'imbucata per Sferruzza. Troppo lungo il passaggio. Spampinato ci mette una spalla. Messina di testa, c'è Razak, prova a far valere il suo strapotere fisico e ci riesce, perché riesce a far distendere la sua squadra, poi è troppo lungo il suo passaggio, si impegna comunque Todaro e la tiene in campo, troppo lezioso poi il tocco del numero 10, chiude tutto Andrea Menia. Barbara con le mani, rimessa Fulgatore. Razak, calcio d'angolo per il Fulgatore.
circa 10 minuti alla fine del primo tempo. 0-0. Alza due braccia Todaro, che parte e crossa con il destro sul secondo palo, sempre a cercare Alex Di Maggio. Brava la difesa del Casteldaccia a chiudere e far ripartire subito Cardinale. Fallo tattico speso molto bene da Alessio Barbara, classe 2001. Era andato via in contropiede Cardinale. Si riparte con il possesso del Casteldaccia. Sferruzza, crossa, colpisce in pieno Messina, rinvio dal fondo per il Fulgatore. Sferruzza, che nell'ultimo biennio ha realizzato ben 30 gol in 39 partite con la Polisportiva Lascari e Cefalù. Lui che di fatto gioca un po' più avanzato rispetto sia a Velardi che a Cardinale, una sorta di 4-3-2-1 abbastanza rivisitato, visto che Cardinale ha molto spazio e autonomia di spaziare su tutto il fronte offensivo. Campanella, bravo qui ad andare via con una giocata, il numero 4 che cerca e trova Razak, che però controlla con un braccio, anzi no, o meglio, noi abbiamo visto questo, l'arbitro invece ha fischiato fallo sul numero 9, probabilmente prima del tocco con il braccio. Todaro, non fischia qui l'arbitro, fa bene a mio avviso, lascia giocare. Trentottesimo minuto, 0-0. Todaro è spalla alla porta, cerca un compagno, poi Adamo si porta il pallone fuori. Barbara, Genna, a campo adesso il Casteldaccia, prova a prenderselo Megna. Barbara, bravo qui in copertura. Razak non arriva per un soffio sul pallone. Finito fuori il colpo di testa di Giovanni Sferruzza, fase di stallo della partita. Concentriamoci, urla spampinato ai suoi compagni. Cardinale, Spano, Velardi, ancora combinazione tra il 10 e l'11, poi intervento abbastanza rischioso di Di Maggio che è già ammonito, infatti è rimasto giù Velardi, poi ci prova Cardinale. Campanella, adesso è dura la partita nei pressi dell'area di rigore del Fulgatore, mette fallo in attacco, poi
il numero 3, Abate del Casteldaccia. Dopo qualche screzio si riparte con la punizione di Mistretta. Poco più di 5 minuti al termine della prima frazione di gioco. Velardi, Sferruzza. Altro fischio qui da parte dell'arbitro. Purtroppo con il braccio di Sferruzza, gioco fin troppo spezzettato in questa fase della partita. Campanella con il suo destro prova a cercare Genna, c'è Ficarra che fa buona guardia. Spampinato, Ficarra, Mennia, da dietro Todaro, così non si gioca più, ha preso il pallone qui il 10, poi nello slancio finito giù anche Mennia, proprio il 7 apre per Abate, Bisogno, altro fischio, stavolta ci sta, finito giù Giovanni Sferruzza, calcio di punizione per il Casteldaccia. C'è Cardinale ma anche Prestifilippo nei pressi del pallone, lo chiama Spampinato sul secondo palo. Vediamo per che tipo di soluzione opterà Cardinale, che adesso è il solo rimasto nei pressi della sfera bianca. Fischia il direttore di gara, va Cardinale a pescare, o meglio a cercare Ficarra, non lo trova, e quindi tentativo di contropiede con Campanella che spreca malamente la sua opportunità. Mennia, Ficarra, Mennia, Crossa, arriva a stoppare Cardinale, poi Prestifilippo che imbuca per Sferruzza, Mistretta con calma fa rifiatare i suoi. Barbara, Razak contro Spampinato, Todaro imbuca sempre per il 9, un po' defilato il suo suggerimento e quindi prova a centrarsi, poi Razak che calcia troppo poco per far male ad un portiere esperto come Cascione, classe 96, nelle ultime 2 stagioni all'Aspra. Fallo commesso su Razak, un po' incredulo qui il capitano del Casteldaccia per questo fischio dell'arbitro quando manca un minuto al duplice fischio. Piotta opportunità per il Fulgatore con Campanella. Vediamo quanti ne piazza in barriera Cascioni. Ci sono Messina e Cardinale, solo 2. Sono saliti i difensori centrali del Fulgatore. Rimangono giù soltanto Adamo e Barbara. È tutto pronto. Fischia l'arbitro. Va Campanella con il destro sul primo palo. Cascione ci mette un piede. Occasione per il Fulgatore.
Bravo Cascione, aveva tanti calciatori davanti, il pallone è sbucato all'ultimo. Poi sempre Campanella, rimane lì, Di Maggio! Alza troppo il suo tiro che finisce al di là del terreno di gioco. Doppia opportunità per il Fulgatore, prima con la punizione di Campanella e poi con il tiro di Di Maggio. Arbitro che va a richiamare un componente della panchina del Fulgatore, dovrebbe essere Michele Marino, proprio l'allenatore, per qualche protesta di troppo. Cascione cerca Messina, non lo trova. Barbara va da Spanu. Fischietto in bocca per l'arbitro. Finisce così il primo tempo di Fulgatore contro Casteldaccia. 0-0. Si va negli spogliatoi. Voi restate qui sul canale YouTube di Sportissidi. Ci ritroviamo tra 15 minuti circa per il secondo tempo di Fulgatore contro Casteldaccia, quinta giornata del girone A di eccellenza. A tra poco. I numeri parlano chiaro, c'è da essere soddisfatti e quindi si può sempre fare meglio. Certo, quelle 12 sconfitte, se fossero state 4-5 era meglio, però si può perdere, vincere e pareggiare. Noi ne abbiamo vinte di più, quindi va bene così. Sì, sicuramente queste statistiche sono utili poi a fine anno o anche durante, danno delle indicazioni su dove si sta facendo bene e dove si può migliorare. Ed effettivamente questo è un dato di fatto. Premesso che le amichevoli, specialmente in questo periodo pre-campionato o magari incontri squadre che non siamo tutte allo stesso livello di preparazione, lasciano il tempo che trovano. Devo dire che sono contento di tutte e tre le amichevoli, sia per le squadre che abbiamo incontrato, che erano il Capaci, gli Emiri e l'Under 19 del Palermo Calcio a 5, che sono tutti nostri amici, quindi è stato un piacere giocare con loro. Dal punto di vista tecnico non faccio un commento perché, ripeto, lasciano il tempo che trovano in questa fase di preparazione. Sicuramente sono soddisfatto dei nuovi e della rosa in genere. È stata una giornata particolare, ricordo perfettamente quel giorno perché non meritavamo né di pareggiare né di vincere quella partita, però poi grazie alla determinazione, grazie al non mollare mai, negli ultimi 5 minuti eravamo riusciti a raddrizzare la partita. Poi per episodi alla fine abbiamo beccato gol, abbiamo preso gol praticamente all'ultimo secondo, quindi onestamente un pochettino di amaro in bocca rimane. Magari non avremmo meritato neanche di pareggiarla la partita nei 60 minuti, però una volta che sei a 10 secondi alla fine e stai pareggiando, se prendi gol qualche imprecazione ci può stare. Sono molto contento, io in questo momento alle tue spalle ci sono i ragazzi a centrocampo che ridono e scherzano e secondo me questa è la cosa principale di ogni allenamento. L'obiettivo sicuramente è quello di fare bene. Non ci nascondiamo, puntiamo a una posizione il più alto possibile. Non conosciamo tutte le squadre, ci sono delle squadre nuove, sappiamo che ce ne sono alcune che si sono rinforzate, quindi non avendole viste ancora è un pochettino difficile dire posso arrivare primo, secondo, terzo. Sicuramente faremo di tutto per giocarci le posizioni importanti. Di solito preferisco giocare l'ultima partita in casa, quindi questo prevede di giocare la prima in trasferta. È stata una partita, diciamo, abbastanza equilibrata, quindi andiamo via consapevoli che abbiamo dato tutto quello che potevamo dare e penso che ci aspetta domenica una grande partita, quindi dobbiamo subito resettare e pensare ad allenarci bene per preparare una gara che è molto difficile che ci aspetta domenica. Nulla da dire ai nostri, sapevamo di incontrare una squadra organizzata e ben messa in campo, quindi
Purtroppo il gol non è arrivato e il risultato ha premiato l'Athletic Palermo, quindi va bene lo stesso e ripeto, pensiamo ora domenica al campionato che è la cosa più importante. È normale, è una bellissima gioia fare gol al 90esimo. Adesso ovviamente ci mancano i 3 punti che sono fondamentali per il nostro cammino, anche per premiarci per il nostro percorso che stiamo facendo, perché siamo una squadra giovane e in crescita, quindi sono molto soddisfatto dei miei compagni e della prestazione di tutta la squadra. Con molta serenità e tranquillità vogliamo fare un cammino tranquillo e divertirci, cercare prima di ottenere la salvezza e poi tutto quello che viene di guadagnato. Torna in campo il Lascari Cefalù dopo la brutta prestazione di Coppa Italia contro la Parma. Occorre invertire la rotta anche in campionato. Arriva sul campo di finale di Polline, dovrebbe essere questa l'ultima recita della squadra di Grimodo in questo campo. Arriva l'Aquila, una delle rivelazioni di questo avvio di campionato nel girone B di promozione, partita che inizia con le immagini prodotte dal nostro Pietro Piazza. Subito episodio da Moviola con il Lascari Cefalù che chiede invano un calcio di rigore al 6° minuto, poi 9° minuto, azione da calcio d'angolo, serie di batti e ribatti all'interno dell'area dell'Aquila, poi la conclusione che libera Agnoff, il quale controlla e calcia, batte sottile, ma per l'arbitro è fuori gioco del giocatore con la maglia numero 11 dell'Ascari, che poi al minuto 26 un calcio di punizione, pallone che spiove sul secondo palo con l'assist perfetto per Butera, ma anche in questo caso fuori gioco, questa volta del numero 9 della formazione, oggi in maglia bianca al minuto 28, prima offensiva di un certo spessore da parte dell'Aquila con la palla che viene giocata sulla sinistra, poi l'assist al centro per Princi, il quale non riesce a ribadirla nella porta vuota a Ferreri, completamente battuto. Allora Lascari che prova a punire, minuto 36, Conte rimbalzi, Gnoffo che calcia, palla fuori, minuto 42, calcio di punizione di Imbraguglio, potrebbe sembrare un cross ma in realtà diventa un tiro, sottile scavalcata anche la traversa, ma un minuto dopo errore in fase difensiva da parte dell'Aquila, innescato Butera che vede sottile fuori dai pali, lo batte con questo pallonetto morbido e preciso, 1-0 Lascari Cefalù, e non poteva che essere il bomber Gabriele Butera a metterla dentro al minuto 43. Si sblocca finalmente la partita, ma l'Aquila ha piani ben diversi per questo incontro. E allora con questa giocata tra le linee, con l'assist per Cariolo che riesce a calciare, non la trattiene Ferreri. E allora 1-1 con la rete del classe 87, ex Acquedolci tra le altre. E allora si va al riposo sul parziale di 1-1, ma prima questo calcio di punizione tentato dall'Ascari con la difesa che allontana, poi sulla conclusione fischia la fine del primo tempo il direttore di gara. Passiamo alla ripresa con il primo tentativo da parte dell'Aquila con questa conclusione. Ferreri si deve distendere alla sua destra sul tiro dal limite dell'area scoccato, poi ancora una volta in contropiede l'Aquila con il servizio al centro area per Cariolo, ma bravissimo Ferreri a negare la gioia della doppietta al numero 7 dell'Aquila. Poi i biancorossi continuano ad attaccare, allora Volpini con il fallo dentro l'area di rigore, calcio di rigore per l'Aquila, minuto 70. Dal dischetto si presenta Mastroianni che attende il fischio che arriva con te passi Mastroianni che poi incrocia col sinistro perfettamente il gol da parte di Simone Mastroianni. E allora 1-2, ribalta la situazione l'Aquila che passa a condurre per la prima volta, ancora attacca la squadra ospite con la palla che rimane lì, il primo salvataggio sulla linea da parte di Abate, poi ancora attacca la squadra ospite, si tuffa Ferreri ma l'arbitro aveva già fischiato, quindi sfiora il terzo gol la squadra di mister Caragliano. Poi l'assalto finale non serve a nulla per il Lascari che perde in casa anche contro l'Aquila. Si affronteranno le due compagini palermitane, Panormus e Calcio Sicilia. Rimessa lunga a campanile da parte di Prestigiacomo, liscia il pallone, si entra dentro l'area di rigore, vuole proteggere il pallone, Fazio si gira! Che gol di Fazio! Che con una girata porta in vantaggio i padroni di casa, rompe l'equilibrio e va a prenderci l'abbraccio dei suoi tifosi e dei suoi compagni. Grandissimo gol di Fazio! Il calcio di rigore Davide Mattariano, il capitano. Attenzione, rischio subito, palla dentro! Clamorosa! Scivolone del portiere, paperissima! E il numero 11 non può fare altro che appoggiare in rete. Ha segnato Imperato, trova il secondo gol in campionato dopo aver segnato alla prima giornata contro la Vis Palermo. Adesso trova
il 2-0. Ancora Florio, pallone all'interno dell'area di rigore. Vuole saltare il capitano, spizza verso Longo che prova un tiro al volo, palla che rimette dentro, clamorosa parata, la ribattuta, accorcia il risultato per il Calcio Sicilia. 2-1 dopo 34 minuti di gioco. Vai Florio! Dai raga! Florio vuole andare a mettere un pallone, stacca Longo, clamoroso 2-2, rientra subito in partita, 1-2 micidiale, si addormenta la Palermus, colpisce con l'arma più letale per il Calcio Sicilia, la rimessa lunga, pallone a cercare la torre, la punta, rimessa laterale Florio, vuole andare a mettere il pallone dentro l'area di rigore, come a poco fa, ancora salta il numero 7 che mette il pallone dentro, rimonta completata di Grammauta. Ancora sulla rimessa laterale, questa volta sembrava lo stesso copione del gol del 2-2, questa volta salta Grammauta. Ancora Grammauta, calcia Grammauta. 2-4 per il Calcio Sicilia, si era buttato nel lato giusto Prestigiacomo ma non arriva a toccare il pallone. Ancora Costa, calcia col sinistro, spiazza completamente il portiere e sigla il 5-2. Riconquista subito, grandissima giocata che vuole andare a servire, ancora col sinistro, ancora ha provato Ferrara, pallone che rimane all'interno dell'area di rigore, prova a girarsi, ancora Majorana è bravissimo a farsi trovare pronte a siglare il gol del definitivo 2-6. Eccoci per il secondo tempo di Fulgatore Casteldaccia, quinta giornata del girone A di eccellenza siciliana. Ricordiamo che in contemporanea si stanno giocando le sfide fra Don Carlo Misimeri e Mazzara 46, Folgore Castelvetrano, Oratorio San Ciro e Giorgio Mazzara contro Accademia Trapani Nissa Geraci, sempre in diretta sul canale YouTube di Sportisili. Poi Super Giovane Castelbuono Aspra. Si sono invece giocate ieri Athletic Club Palermo Favara 2-3 e Castellammare Sciacca 0-0. Nessun cambio per i due allenatori. Marco del Casteldaccia che è squalificato, non ha potuto contare su Monforte anche squalificato, e sull'infortunato Bertolino, non al meglio Prestigiacomo che è invece andato in panchina. Pineo che ha ritrovato invece Bisogno nella posizione di difensore centrale, al suo fianco gioca Spampinato. I due terzini del Casteldaccia sono Ficarra e Abate, a centrocampo Presti Filippo, Mennia e Messina, con Cardinale che teoricamente parte da esterno di destra, poi tende molto ad accentrarsi, a giocare dietro le due punte, ovvero Sferruzza e Velardi. Defezione dell'ultimo istante per Michele Marino, quella di Ivan D'Amico, centrocampista classe 2004. Il tecnico ha dovuto un attimo rivisitare la sua formazione, con proprio Genna che corre sulla corsia di destra, protagonista di un cambio da questo punto di vista, nel senso che
il numero 3, Ok, grazie. che doveva partire come terzino, sta giocando da mezzala al posto di fatto di Ivan D'Amico. Chi ha realmente invece preso il suo posto è Giuseppe Adamo, ex Trapani 2005, l'unico marcatore fin qui in questo campionato del Fulgatore, che gioca da terzino. Barbara, l'altro difensore esterno. I due centrali sono di Discordia e Di Maggio, tra i pali c'è Mistretta, poi in mezzo al campo appunto Genna a fare da mezzala con Campanella Play e Daguanno 2002 a giocare da interno, poi Todaro alle spalle di Spanu e Razak. È già trascorso 1 minuto e 45 di questo secondo tempo, 0-0 tra Fulgatore e Casteldaccia. Nella prima frazione di gioco un paio di occasioni per parte. Attenzione al tentativo di Campanella direttamente da centrocampo, si becca l'applauso della tribuna. Qui il numero 4 che ha provato l'effetto sorpresa con Cascione che era un po' fuori dai pali. Ficarra cerca ma non trova Cardinale. Messina, Todaro, gliela sporca Cardinale, Menni in buca per Sferruzza, poi è bravo Di Maggio a saltare sia il 9 che l'11, ovvero Sferruzza e Velardi. Deviazione di Abate, rimessa con le mani per il Fulgatore. Daguanno la chiama Cascione, che poi pensa anche alla soluzione subito lunga per Sferruzza. Pescato da Cascione, Sferruzza che si autolancia, non c'è il fallo. Situazione di pericolosità per il Casteldaccia, ha sfruttato male qui questa circostanza. Attaccante di Neo. Come già detto nella prima frazione di gioco, sono squalificati. Ficarra, bisogno poi va da Cardinale, bella qui la triangolazione del Casteldaccia. Messina con il mancino vede un corridoio per Cardinale che prova a percorrerlo, passa con un tunnel, poi finisce giù Messina, non c'è nulla. Qui a mio avviso è bravo l'arbitro a lasciar giocare, si lascia andare Messina, dall'altra parte Razak corre contro Spampinato, occhio che il 5 ha ammonito Razak, gli prende il tempo, entra nella di rigore. Razak la porta sul sinistro, bravissimo Spampinato a chiudere l'attaccante del Fulgatore, stava andando via pericolosamente Razak, che con il suo strapotere fisico e la sua velocità ha messo in difficoltà Spampinato, che essendo anche ammonito ha dovuto prestare attenzione alla matrice del suo intervento. Todaro, Velardi, fallo commesso da Di Discordia, calcio di punizione per il Casteldaccia. Entrambe le squadre sono state impegnate nel corso di questa settimana in Coppa Italia. Del Casteldaccia ha pareggiato 0-0 contro il Castelbuono agli ottavi di ritorno. È stata eliminata però la squadra di Mineo in virtù del punteggio dell'andata di 3-0 in favore appunto del Castelbuono, mentre il Fulgatore ha vinto 2-1 contro il Mazzara grazie ai gol di Todaro e Campanella. Anche questo però risultato non è bastato per staccare il pass per il turno successivo, visto che all'andata il Fulgatore aveva perso sul campo del Mazzara per 1-0. In virtù del gol realizzato fuori casa appunto al Mazzara è stato eliminato il Fulgatore. Cardinale porta a spasso Adamo, un po' qui troppo lezioso il 10 che va poi a commettere fallo, non c'è dubbio. Secondo
secondo Rosario Pavano della sezione di Enna, che sta dirigendo questa partita, coadiuvato dal primo assistente Francesco Camarda di Trapani e Vincenzo D'Alberti della sezione di Marsala. Razak, prima di lui Matteo Bisogno, bravo qui nello stop cardinale, poi Spano alza la bandierina, il secondo assistente dell'arbitro era partito in posizione di fuorigioco, Davide Spano. Sono 3 punti pesanti in palio per le due squadre, entrambe appaiate, a quota 3 punti in classifica, una vittoria e 3 sconfitte per entrambe in questo inizio di campionato. Razak e spalla alla porta, prova a inventare, sbaglia lo stop, poi Magna, il capitano del Casteldaccia. Corner per il Folgatore, andrà Todaro dalla bandierina. Marco! Hai ragione, è tua! Va Todaro forte sul primo palo, la alza abbastanza il numero 10. Barbara, Spano non riesce a controllare il pallone. L'arbitro va a richiamare la panchina, o meglio i componenti della panchina del Fulgatore che si stanno scaldando, probabilmente per la troppa vicinanza al terreno di gioco. Da fuori la conclusione di Spano, che finisce ben distante dalla porta di Cascioni. 13ª il Casteldaccia, 14º il Fulgatore in classifica fin qui. Spero che sia all'inizio, però sul punto di scontro diretto questa partita. Ficarra, Bisogno, morbido per Messina che era tutto solo ma non controlla. Bravo qui Cardinale che mette il pallone fuori, sgambettato poi da Todaro, si arrabbia il numero 10, poi Megna se la va a prendere con Todaro. Che polemica, numero 10. Vediamo se il direttore di gara porterà qualche provvedimento disciplinare. Che probabilmente ha dato uno schiaffetto da dietro a Todaro, è stato espulso dall'arbitro. Casteldaccia in 10. Cambia la partita a Fulgatore. Anche se Cardinale ancora non esce dal gioco, ma ancora a protestare. Mette anche una mano addosso all'arbitro che dice di andare fuori.
intercettati. Bene, discutibile, chiaro che resta il gesto di Cardinale. Non so se ci fossero gli estremi per un cartellino rosso, sta di fatto che è stato punito così dal direttore di gara. Casteldaccia perde un elemento importante. Facciate sempre sulla rissa! Siete questi, siete! Numero 10 che lascia il campo, si leva anche la maglia. Era stato molto bravo fin qui Cardinale a legare il gioco tra le linee, a prendere spesso incontro ai compagni, a creare superiorità numerica. Vediamo come si risistema il Casteldaccia. 57esimo minuto, 0-0, ma appunto squadra di Marco Mineo, 10 uomini. Restituisce il pallone Campanella al Casteldaccia. Spano, Campanella per Razak che a campo adesso per far male, viene steso il numero 9. Qua ci stava il calcio di punizione, un po' in confusione il direttore di gara. Era più vicino chiaramente rispetto a noi, però Razak se n'era andato, non aveva motivo di cadere. Partita che si è un po' incattivita dopo l'episodio che ha visti i protagonisti Todaro e Cardinale, che è stato espulso. Mentre è ancora fuori dal terreno di gioco Alessio Genna, è partito tutto da lì, dal suo infortunio. Cardinale ha messo il pallone fuori e Todaro l'ha un po' sgambettato da dietro. Ci sono dei cambi in vista per entrambe le formazioni. Razak è ancora giù. E allora, cambi. Casteldaccia sembra dover uscire Sferruzza, mentre dentro intanto nel Fulgatore stabile con la maglia numero 17 al posto di Genna. È fuori dunque Sferruzza nel Casteldaccia. È entrato con la maglia numero 18 Fabrizio Monti, il grande escluso di questa partita. Lui che è ancora a secco in questo campionato, ma che ha realizzato ben 25 gol al suo primo anno in promozione, al suo primo anno con la maglia del Casteldaccia in promozione. Poi confermarsi lo scorso anno con 17 reti in eccellenza, nonostante le offerte ricevute. È rimasto qui Monti, che adesso guiderà in quest'ultima mezz'ora l'attacco del Casteldaccia. Ha cambiato qualcosa dal punto di vista tattico la formazione granata, che per Velardi stanno per fare l'esterno di sinistra di centrocampo. Rinuncia di fatto un attaccante con il solo appunto Monti, che proverà a sfruttare i palloni giocabili dal campo avversario. Calcio di punizione per il Fulgatore. Va sul secondo palo, anzi no, direttamente in porta qui Campanella. Cascione ci mette un guantone, ha fatto anche la rima, bravissimo qui estremo difensore del Casteldaccia. Grande occasione invece per il Fulgatore al 61esimo. Non
se l'aspettava. Cascioni ha fatto un passo indietro e ha deviato in calcio d'angolo, battuto proprio adesso da Todaro. Allontana Megna. Barbara se la porta sul sinistro, crossa, Cascione la chiama. Questo intervento è chiaramente molto più semplice rispetto alla parata plastica di prima. Va Cascione, Campanella, non è entrato stabile, trattenuto, si continua a giocare. Razak se la porta sul sinistro, poi torna sul destro, accerchiato, ma Razak ha tanto potere fisico e quindi serve sulla destra il numero 7, poi Stabile che stoppa col petto, non riesce a calciare verso la porta avversaria. Era costruita Razak questa palla che ha aperto appunto per Daguanno, che ha crossato. Stabile poi con il petto non stop, non è riuscito però a calciare verso la porta difesa da Cascione. Va Todaro, troppo lungo per tutti, non per Barbara, è uscito però il pallone sulla battuta del numero 10. Altro cambio per il Casteldaccia. Esce con la maglia numero 8 Messina, al suo posto Alessio Fuschi, classe 2004. Va Cascione. Monti. Adamo porta cost il pallone fino ai pressi della bandierina del calcio d'angolo. Ha provato a crossare, deviazione, quindi rimessa con le mani per il Fulgatore. Appunto un solo gol realizzato fin qui per la squadra di Marino, l'ha segnato proprio Giuseppe Adamo, ex Trapani. Questo è l'attacco del campionato, il Fulgatore, anche la peggior difesa, ben 12 i gol subiti nelle prime 4 partite di campionato. Punizione Casteldaccia, il rilancio Cascioni, Campanella, Di Maggio, Campanella apre da Barbara, Todaro chiama il pallone Adamo, vediamo se inventa il 10, preferisce la soluzione corta che si chiama di discordia. Adamo, imbucata per Spano, c'è Stabile, c'è anche Razak. Cascione, si erano mossi bene i due attaccanti, il pallone di Spano troppo però nei pressi di Cascione che lo fa suo. Todaro adesso sta facendo la mezzala, il numero 10 del Fulgatore, dopo l'ingresso di Stabile che è andato invece a rinforzare il pacchetto offensivo. Di fatto appunto, vista la superiorità numerica, la squadra di Michele Marino si è resa un po' più offensiva in termini di interpreti. Ora. Campanella apre, Razak, stop col petto, Todaro, apertura, Barbara, punta, abbatte, Todaro, Razak controlla, o meglio ci prova, poi Spano,
sensazione che manchi qualcosa negli ultimi 15 metri al Fulgatore, che spesso si rende pericoloso senza poi calciare verso lo specchio di Cascione. Monti bravo a leggere qui prima di tutti questa traiettoria. Megna con l'esterno, non viene premiato. Ficarra non riesce qui la giocata. Adamu, 67esimo minuto di partita, invariato il punteggio. Campanella, Barbara si impegna per tenerlo in campo e mette il traversone. Razak di testa, calcio d'angolo, c'è stata una deviazione. Adesso alzato visibilmente il baricentro, la formazione bianco-blu. Cascione chiama le marcature. Sul primo palo Di Maggio. Che occasione per il Fulgatore. Al minuto 68 Di Maggio, la sua corsa sul primo palo dopo il corner battuto da Guanno. Era rimasto pietrificato Cascione. Va lungo il portiere del Casteldaccia, stabile. E giù il 17, poi Todaro, sgambettato non secondo l'arbitro, quindi possibilità di contropiede per il Casteldaccia. Sbaglia però il tocco Monti. Adesso molto lunghe le due formazioni. Campanella, altro errore in fase di disimpegno. Ficarra viene a proporsi Velardi. Velardi cerca Monti, prima di lui Guido in stretta. Campanella cerca Razak. Tanti errori in questa fase della partita, poca lucidità nei 21 adesso in campo, vista l'espulsione di Cardinale. Megna a campo adesso il Casteldaccia, prova a prenderselo il capitano, che poi riesce in qualche modo a pescare Velardi. Ficarra, Presti Filippo, Abate, Fuschi, salta un uomo, prova a saltarne un altro, va a sbattere sul muro che si chiama Campanella. Razak, Lezioso, numero 9, quindi possibilità per il Casteldaccia. Velardi, e solo Velardi! Fulgatore 0, Casteldaccia 1, Claudio Velardi. Il gol del vantaggio lo sigla il numero 11. 0-1. Al minuto 70, a 20 dalla fine. Il primo gol in campionato per Claudio Velardi. Gli unici altri due li aveva segnati Sferruzza nelle prime 4. E quindi in 10 uomini a sorpresa il Casteldaccia ha sfruttato un contropiede, palla persa da Razak, gol di Velardi. Deve riordinare le idee e anche in fretta. Forza! Il Fulgatore. Razak,
ha qualcosa da farsi perdonare, ci prova subito, troppo poco però per far male a Cascioni. Tutta calma adesso il portiere del Casteldaccia, altro cambio tra le fila granata. Fuori l'autore del gol, Claudio Belardi, al suo posto altro difensore inserito nel Casteldaccia, ovvero Vincenzo Prestigiacomo, cresciuto nelle giovanili del Palermo, ha vinto il campionato di promozione con il Resultana San Lorenzo, oggi Athletic Club Palermo, ex tra le altre Prestigiacomo della Don Carlo Wisilmeri, il secondo anno in maglia granata e prova a difendere il vantaggio qui. La squadra ospite, vediamo come si posizionano. Pare esserci il Sono Monti, coadiuvato da Fuschi nel reparto offensivo. Eccolo il 17 di testa, allontana più possibile Presti Filippo, ma è presto per fare questo tipo di gioco. C'è ancora tanta partita, c'è ancora tanto minutaggio per le speranze del Fulgatore, per la voglia del Casteldaccia di portare a casa una partita che sarebbe davvero fondamentale. Fuschi controlla con un braccio, non secondo l'arbitro, poi Presti Filippo mette fuori. Daguanno, Monti, pressione. Di Maggio prova a prendere in mano la squadra il capitano, postazione dal basso del Fulgatore, va con il sinistro da stabile Prestigiacomo, ecco tocca il suo primo pallone, serve involontariamente Todaro che calcia male il 10 al 74esimo, poteva impattare meglio qui Todaro. Arreghi vanno a giocare. Va Cascioni, in testa Monti, Todaro, Barbara si autolancia e fa bene perché prende il campo ad Abate, poi rientra, si propone Todaro, preferisce Campanella. Daguanno, break del Casteldaccia, Monti, da un'altra rimessa il numero 18. Poco più di 15 minuti allo scadere. Monti, la spallata di Adamo, arriva puntuale il fischio dell'arbitro, calcio di punizione per il Casteldaccia che guadagna secondi preziosi. Va a battere Andrea Menia, il capitano. 2 in barriera o forse 3 per Mistretta, vediamo. Sì, si stacca Adamo, quindi 2, ovvero Razak e Daguanno. C'è Fuschi, anche Monti dentro l'area di rigore del Fulgatore. Va Menia con il destro sul secondo palo, ci mette un guantone Mistretta, aveva calciato benissimo Andrea Menia. Quasi sorpresa da una posizione molto defilata il centrocampista del Casteldaccia ha provato a sorprendere Mistretta, che si becca un cartellino giallo qui. Cioè si fa mandare a quel paese! Per le proteste il terzo ammonito del Fulgatore dopo Di Maggio e Barbara.
fischia l'arbitro. Va Megna a cercare Monti, allontana Campanella. Si va a prendere il pallone stabile, che però non riesce a tenerlo in campo. Gioco fermo. Arbitro che va a richiamare, mi pare, Barbara e Foschi. Il 77esimo, 0-1. Sta decidendo il gol di Claudio Velardi. Megna giganteggia in mezzo al campo, finisce giù, guadagna un altro preziosissimo calcio di punizione. Chiaramente con tutta calma il Casteldaccia, c'è un altro cambio per il Fulgatore. Vediamo, lascia il campo, dentro la numero 19 Candela, classe 2000, esce Totaro, il 10 lascia dunque spazio e posto a Antonio Candela. Pressing di Monti, Presti Filippo, allontana il Fulgatore. Con l'inserimento di Presti Giacomo ha acquisito solidità. La difesa del Casteldaccia che sta rischiando adesso pochissimo nonostante l'inferiorità numerica. Ammoniscilo! Cascioni, cerca Monti che con il tacco la tiene in campo, deve accelerare il Fulgatore. Adamo, Spano, Adamo, si riparte ancora da dietro di Discordia, cerca Stabile che di destra se la porta avanti, Stabile, cerca il pallone, Presti Giacomo in chiusura, fallo poi commesso dal numero 19 Antonio Candela. Era stato bravo, Stabile a portarsi avanti il pallone con il petto, poi il liscio, e Presti Giacomo ha messo una pezza. Presti Filippo, Foschi di Discordia, non trova Razak, Barbara, ultimi 10 di recupero al triplice fischio, corre Razak, bravo però Mattia Spampinato, sta giocando con ammonizione sul groppone dal primo tempo, messa dentro il Fulgatore. Fermo per posizione di fuorigioco, era stato Spano a purgare Cascione, ma il gioco era già fermo in realtà da qualche secondo perché il guardalinee aveva alzato la bandierina di sua competenza.
non trova Candela. Megna qui, bella giocata del set che sembra non averne più, quindi si sta a rallentare, ne porta però bravo fuori dalla sua metà campo 2, poi si autolancia Presti Filippo che va da Monti prova ad entrare in area, in scivolata di Maggio, dice di no, poi fallo commesso da Di Discordia dopo il primo, o meglio dopo la prima chiusura di Maggio che era stata sul pallone. Discordia, intervento irregolare e calcio di punizione importante per il Casteldaccia che guadagna secondi preziosi. Sempre due in barriera per Mistretta, occhio che da quella mattonella poco fa si è reso pericoloso Megna. Era un po' più centrale e anche un po' più arretrato il pallone. C'è Spampinato, Monti e anche Fuschi dentro l'area. Va Megna, anche stavolta direttamente verso la porta di Mistretta. Prende male la misura in questa circostanza il set del Casteldaccia. Lancio lungo in the box il Fulgatore. Candela non controlla. E dunque invio dal fondo. Casteldaccia che tornerà in campo domenica 15 ottobre alle ore 15:30 in casa contro il Folgore Castelvetrano, mentre il Fulgatore sarà ospite dell'Unitas Sciacca nella sesta giornata di eccellenza Girone A. Sciacca che ha pareggiato ieri contro il Castellammare in trasferta dopo il cambio di allenatore. Si ostacolano a vicenda Ficarra e Matteo Bisogno. Ultimo tocco da parte, secondo il guardalini, di un calciatore del Fulgatore. Sesta giornata di eccellenza che vedrà protagoniste anche Accademia Trapani contro Don Carlo Misilmeri nell'anticipo del sabato alle ore 15:30, poi Aspra Mazzara, Geraci Athletic Club Palermo, Mazzara 46 Nissa, Oratorio San Cile Giorgio contro Super Giovane Castelbuono e Favara Castellammare, oltre alle già citate Casteldaccia, Castelvetrano e Unitas Sciacca Folgore. Pardon, Fulgatore. Ultimi 5 circa di partita qui al campo sportivo di Fulgatore. 0-1 decide fin qui il gol di Claudio Velardi. 5 minuti di sofferenza per il Casteldaccia che è in 10 uomini per l'espulsione di Cardinale. 5 minuti di speranza per il Fulgatore. Candela, Presti Giacomo mette in fallo laterale. Deve provare ad alzare i giri del motore il Fulgatore. Cross. Viene cercato Razak. Abate. Offside del numero 9 del Fulgatore. Come fai a chiamare fuori gioco, coglione? Sensazione che avrebbe bisogno di un episodio la squadra di Michele Marino per riagguantare la partita. Cascione, Ballungo, da Monti, primeggia però nello stacco aereo di Maggio. Campanella mette un po' di ordine da Guanno, avvicina Razak, va sul destro, crossa in bocca a Antonio Cascione. Si alza il vento, questi ultimi 4 minuti per il recupero di partita.
Campanella, protagonista di un calcio piazzato che ha spaventato Cascione in questo secondo tempo. Ancora Campanella ci prova da lontanissimo, però troppo poco per far male. Deve avere pazienza il Fulgatore, non farsi prendere dalla frenesia di cercare di pareggiare. Ha tanti uomini di davanti, ha un uomo in più in generale. Deve provare a star calmo. Stabile. Adamo. Daguanno sbaglia completamente il passaggio. Di discordia. Adamo. Si è mosso bene Candela. Su di lui c'è un intervento prodigioso di Ficarra che poi finisce giù. Lamenta un colpo al volto. Candela va a sincerarsi delle condizioni di Ficarra, ma non contribuisce alla ripresa del gioco. Ultimi 2 giri d'orologio. Rimessa laterale per il Fulgatore con Adamo che cerca e trova Razak, la spizzata rimane lì stabile, non trova lo spazio, il varco, la luce per calciare in porta. Fallo poi e cartellino giallo per Di Discordia, e di fatto c'è un fallo tattico, numero 6. È stato bravissimo, spampinato, portare il pallone nella metacampo avversaria e a guadagnare un calcio di punizione davvero prezioso, con il quale entriamo nell'ultimo minuto di partita. 0-1 il punteggio. Viene cercato Monti, spreca l'opportunità di controllare quest'ultimo minuto Casteldaccia, quindi speranza per il Fulgatore. Adamo, Daguanno, Adamo, Daguanno, Campanella, Di Maggio mette giù con il sinistro, la porta avanti, Monti gliel'aveva strappata, fischio dell'arbitro, sembrava essere stato sul pallone l'intervento di Monti. Novantesimo, opportunità per il Fulgatore. 5 minuti di recupero, 5 minuti per la speranza del Fulgatore e per la resistenza del Casteldaccia. E attenzione a questo calcio di punizione con Campanella che guarda fisso il pallone. Tre in barriera per Cascione. Va. Campanella la fa girare. Che opportunità per il pari del Fulgatore con Campanella, la calcio piazzata. Era un po' lento il suo tiro, però ha preso velocità anche con il vento. Era girata bene la sfera. Cascione era lì sulla traiettoria, ma non ha avuto bisogno di intervenire. Monti arpiona il pallone, guadagna fallo.
barra di testa. Megna non può arrivare, stabile la spizza. Candela finisce giù, fallo, punizione per il Fulgatore. Una delle ultime opportunità della partita, sempre lui, il numero 4, Campanella, a prendersi carico di questi calci piazzati. Batte veloce, occhio all'effetto sorpresa creato dal destro di Campanella. Brava, attenta e sveglia la difesa del Casteldaccia. Calma, batte con le mani. Megna, la porta nella metà campo avversaria, aspetta la sovrapposizione di Ficarra, Adamo lo chiude, ma Ficarra guadagna la rimessa laterale. Due minuti al triplice fischio, fallo in attacco qua, fischiata a Monti. Sentiamo la partita, ancora una volta qualche polemica, qualche scaramuccia di troppo. Giusto fischiare fallo in attacco in questa occasione. Poi Monti ha provato a trattenere per qualche secondo in più appunto il pallone. Sono innervositi i calciatori del Fulgatore. Conta adesso soltanto che c'è l'ultimo minuto circa di partita, qualcosina in più. Il giocatore vuole provare a regalarsi un'ultima opportunità. Si è capito che non si avrebbe preso qui l'arbitro. Pare aver fischiato fuori gioco. Forse rinvio al fondo. 40 secondi circa, vede il traguardo, il rush finale del Casteldaccia che sta continuando a tenere bene il campo nonostante l'inferiorità numerica. Mistretta alza l'ultimo campanile della partita, stabile, prima di lui c'è bisogno. Adamo prova ad impacchettare, a collezionare un'altra chance il Fulgatore. Campanella per Adamo, Ficarra. 10 secondi. È l'ultima opportunità per il Fulgatore. Campanella con le mani, da stabile, c'è anche Razak. Di Maggio con il mancino per Spano, è tutto solo Spano, palo clamoroso! Clamoroso il palo colpito da Spano. Poi fallo in attacco, mamma mia! Sembra averla presa Cascione per la reazione dei compagni di reparto, ma l'ha avuta l'ultima opportunità il Fulgatore. Ed anche clamorosa, davvero clamorosa. Che spreco. Spano era completamente solo davanti a Cascione dopo l'assist di Maggio. Non è riuscito a metterla dentro il numero 11. Partita praticamente finita. Siamo oltre i 5 di recupero. Gioco fermo. Si capisce perché l'arbitro non fischia ancora la fine. Visto che siamo ben oltre i 5 di recupero.
La mette giù Cascione sul suo rilancio. Verosimilmente si concluderà la partita fra Fulgatore e Casteldaccia. Siamo a 97. Va Cascione. Triplice fischio. Casteldaccia conquista 3 punti fondamentali. Secondo 1-0 consecutivo in campionato. Dopo la vittoria contro il Castellammare, lì aveva deciso Giovanni Sferruzza, qui il decisivo ha siglato Claudio Velardi. Casteldaccia che tornerà in campo domenica 15 ottobre alle ore 15:30 contro la Folgore Castelvetrano, mentre il Fulgatore sarà ospite del Castelgiacca. Un ringraziamento da parte di Nicolò Cilluffo per averci seguito dal campo sportivo di Fulgatore. È davvero tutto. Casteldaccia batte per 0-1 la squadra di Michele Marino, decisivo Claudio Velardi. Grazie e alla prossima.